Eseguiremo il Gozos di Don Bosco. Approfittiamo per ringraziare l'organizzazione, il Coro Basantese, le istituzioni che hanno voluto questa serata e tutti quanti voi presenti. Adesso presentiamo il Gozos di Don Bosco, appunto, che sono il testo di Antonio Corsi, un poeta sorgese. La musicalità invece è stata armonizzata dai padri salesiani.
sottolineo che il canto di Natale del repertorio lussurgese è l'unico canto, diciamo, proprio con un testo dedicato a Natale. Si parla della nascita di Gesù Cristo e descrive, insomma, come la Madonna cerchi di addormentare il Signore che nel mentre sta piangendo, e dai suoi occhi appunto sgorgano delle lacrime che sembrano delle finissime perle.
alcune strofe che si esegue il 31 la notte di Capodanno, diciamo. Se